Non si era mai vista una cosa del genere, racconta ai nostri microfoni il sindaco di Zenson, Daniele Dallanese. La tromba d'aria che si è abbattuta sul comune trevigiano ha provocato danni per centinaia di migliaia di euro. Nella piazza del piccolo paesino sono crollati diversi alberi secolari. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i tronchi hanno abbattuto le mura di cinta di alcune abitazioni. Questo enorme pino dall'età di circa 140 anni ha lasciato una voragine di quasi 4 metri di profondità. Si pensa a ripulire le strade dopo le violenti piogge che hanno colpito non solo Zenson. Basta uscire dalle mura cittadine per constatare che tutti i vigneti che abbracciano il paesino sono stati danneggiati dalla bufera. Interi filari letteralmente abbattuti dal vento. Impossibile fare una conta dei danni, anche perché fino all'ora di pranzo era quasi impossibile accedervi per l'acqua alta che ha distrutto il raccolto di un'intera annata. In particolare ettari di terra coltivati per la produzione del vino, quasi tutti buttati a terra dalla tromba d'aria. Impossibile raggiungere anche Zenson. Tutte le strade, fino a quando non sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e il comune, erano invase dagli alberi crollati per il forte vento. Ci sono volute diverse ore prima di ritornare alla normalità. Il primo cittadino, dopo il disastro che si è abbattuto sul suo comune, chiederà lo stato di calamità naturale per gli ingenti danni. Siamo in una delle zone più colpite, però è tutto il paese ad aver subito danni. Sì, di solito con questi temporali estivi soltanto piccole porzioni di territorio vengono interessate. Questa volta in realtà io ho appena finito di fare dei sopralluoghi con i vigili urbani e con i vigili del fuoco e con l'ufficio tecnico, tutto il comune ha subito danni.